Vicepresidente Riccardi, oggi il ministro Gelmini ha fatto sue le proposte avanzate da Friuli Venezia Giulia, sia per quanto riguarda la sburocratizzazione, sia per quanto riguarda gli infermieri. La sburocratizzazione è uno degli aspetti sui quali noi abbiamo dimostrato il lavoro che è stato fatto, quindi ne abbiamo parlato a lungo di questo e il Ministro ha accolto questa nostra ipotesi di lavoro. E poi io ho avanzato quella richiesta che mi sembra pienamente condivisibile degli infermieri. Gli infermieri sono disponibili a mettersi in gioco, ma hanno il problema di un vincolo dell'esclusività del rapporto contrattuale. Quindi, siccome questa è materia dello Stato, abbiamo chiesto che questa sia una misura che venga rimossa. Mi pare che già questa mattina qualche segnale del Ministro della Salute c'è stato e c'è stato il formale impegno del Ministro delle Regioni a consentire che questo avvenga. Quindi tutti speriamo che questo risultato possa essere raggiunto, perché questo aggiunge forza alla campagna vaccinale. Ministro Gelmini, oggi sono state avanzate due proposte da parte del Friuli Venezia Giulia, una legata alla sburocratizzazione e l'altra legata agli infermieri. Qual è la sua posizione in merito? Con riferimento agli infermieri, il Governo sta già lavorando per evitare questo vincolo di esclusività che è una penalizzazione. Per quanto riguarda la sburocratizzazione è un grande tema che sarà presente all'interno del Recovery Fund, al quale sta lavorando anche il Ministro Brunetta come Ministro della Funzione Pubblica, e certamente è un obiettivo che il Governo si pone, perché non è possibile non spendere risorse, non riuscire a spendere risorse che sono a disposizione, e certamente dentro il Recovery Fund la riforma della semplificazione è assolutamente centrale.